Nasce all'Università degli Studi di Udine un nuovo modello educativo post-diploma rivolto a giovani adulti con disabilità cognitive. Si chiama ALA, Accademia delle Libere Abilità. È un'iniziativa che apre nuovi orizzonti dopo il percorso scolastico per continuare a imparare, crescere insieme, costruire un progetto di vita attraverso lezioni teoriche, visite didattiche e laboratori inclusivi. ALA si inserisce nel quadro della legge regionale 16/2022, che mira ad aggiornare gli interventi a favore delle persone con disabilità in tutti i campi, compreso quello della cultura, dell'informazione e della formazione. Il modello mette al centro i bisogni della persona per rafforzare abilità funzionali con percorsi di capacitazione che impiegano accomodamenti ragionevoli e strategie didattiche accessibili. Le attività sono guidate da docenti e tutor afferenti a vari dipartimenti dell'Università di Udine, in collaborazione con educatrici ed educatori dell'ente del terzo settore Fondazione Radio Magica. I primi percorsi avviati sono il laboratorio di informatica e competenze digitali di base e il laboratorio piante, fiori e animali. Gli allievi stanno frequentando anche un corso di storia dell'arte ed è in fase di avvio il corso di archeologia. Un ricco programma di visite didattiche con laboratori dedicati condotti da esperti permette di consolidare le conoscenze apprese in aula e migliorare le abilità pratiche e sociali. L'Accademia delle Libere Abilità non nasce solo per garantire la partecipazione delle persone con disabilità alla cultura. La sua missione è diventare un potente motore di inclusione sociale, capace di superare i pregiudizi e dare senso alle diversità in una società che mira a favorire un cambiamento culturale profondo.